Partiamo un po' da quello che deve ancora accadere, una serie di semifinale contro la squadra più forte d'Italia, forse anche d'Europa, però in base a quello che ha dimostrato il Telimar si va in vasca senza paura. Sicuramente, noi andiamo in vasca sempre senza paura, con la consapevolezza che affrontiamo una squadra sicuramente forte, tra le più forti al mondo, però comunque per noi è importante affrontare questa gara in maniera, diciamo, dobbiamo affrontarla concentrati dall'inizio, senza diciamo, aver paura di affrontare una squadra come loro, perché normalmente una squadra quando va a affrontare il Recco parte già comunque battuto, invece noi dobbiamo partire in maniera diversa, quindi più concentrati, più che comunque per noi è un'occasione, cioè nel senso è un'occasione anche per capire cosa, insomma, possiamo migliorare, su dove dobbiamo lavorare, quindi sicuramente è una partita molto importante, al di là di quello che poi sarà il risultato, assolutamente. Poi chissà, considerando l'ultimo precedente in Vasca Ligure, la vittoria a Savona magari è stata propizia anche per, chissà, a livello anche di scaramanzia. Sì, no, sicuramente, poi uno ovviamente non ci crede sempre, poi può succedere sempre di tutto, comunque è lo sport, perciò poi vedremo come va. Sicuramente è anche bello fare queste semifinali scudetto e affrontare una squadra come il Recco, dove ci sono giocatori di altissimo livello che hanno vinto comunque mondiali, europei, quindi Champions League, perciò per noi è comunque un vanto fare questa semifinale scudetto. Andando più nel complesso, la stagione si è chiusa comunque col segno positivo, prime 4 in campionato, i vari problemi logistici di cui magari possiamo parlare anche più avanti magari non vi hanno consentito di andare più in là nelle coppe, però sicuramente è bilancio positivo della stagione. Sì, sono pienamente d'accordo, nel senso che secondo me abbiamo avuto la sfortuna di affrontare l'Europa Cup all'inizio della nostra stagione e comunque non eravamo ancora proprio una squadra, quindi venivamo tutti da fuori, erano cambiati un sacco di giocatori, perciò secondo me abbiamo avuto questo che ci ha penalizzato, però diciamo che poi piano piano, ecco, siamo diventati quello che siamo adesso, comunque una squadra che è difficile da battere e che comunque siamo arrivati quarti, quindi perciò è una bella soddisfazione ed è stato sicuramente un bellissimo campionato, dove abbiamo forse buttato un po' all'inizio campionato si era avviato in maniera un po' difficile, però poi diciamo che il ritorno, pur avendo avuto gli scontri diretti fuori casa, alla fine siamo riusciti a portare poi a casa il risultato, che era quello di entrare tra le prime 4 e di tornare in Europa, quello di avere quindi la certezza dell'Europa, e adesso chissà, vediamo se si punta in Champions, quello sicuramente ci proviamo fino alla fine. Veniamo a te, il tuo rapporto con Palermo in questa stagione anche travagliata, visto che purtroppo non c'è stata la possibilità di avere tanto pubblico a sostegno, però comunque la sensazione è che comunque tu a Palermo ti senta a casa. Sì, io descrivo Palermo come una piccola Roma, perché io comunque venendo da Roma, che è molto caotica, però vedo molto di Roma in Palermo e comunque si sta benissimo, cioè nel senso è una città bellissima, comunque anche universitaria, ci stanno un sacco di giovani, quindi c'è vita e anche interesse comunque nella pallanuoto, comunque quando noi andiamo in giro, perciò ci chiedono, sanno che cosa facciamo, che tipo di livello di pallanuoto è, perciò per noi è un vanto, ecco, partecipare a questo tipo di cose, che per noi sono le cose più belle, insomma, per un giocatore. E poi per un giocatore italiano il sogno è sempre quello, andare magari a indossare anche soltanto per una volta, o chissà, in avanti nel corso della carriera, la calottina del Settebello.
Quello sicuramente, quello è un più, quella è una cosa che poi è in più che ti porti sempre che ti porterai poi nella vita. Poi se uno, ovviamente un giocatore fa sempre di tutto per arrivare fino a lì, perché sennò non avrebbe un senso, non avrebbe un senso andare fino allenarsi tutti i giorni, venire qui, nuotare, prendersi gli insulti comunque dall'allenatore, quindi per noi, ovviamente per noi giocatori è il nostro obiettivo, poi c'è chi ci riesce e chi non, quindi quello è sicuramente la cosa più bella, sarebbe la cosa più bella.